Ieri vade la giornata, pasaremo l'eridate, con bravura io tal dis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in te chiazzute, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, tutto il miedo tranquillan, non sta piedi di papà, non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma, e non sta là lontan lontan, sta fer chiacchia la mamma. O soy la puestine? No, dome puestine. Anche toro totele. Arrivi drette! Cor, all'important. Arrivi, hai capito? Ma c'è di così importante per me? E tu hai detto che tu sei nettoro totele. E qui sono nettoro totele. Un toro totele è una che ha di studiare tant, ma solo robi bielis. Da sta li contis. E che lì? Quise? Questa è una sisile. E ha premure, per settà che la primavera ed è vlator annunciala. Hai capito? Prima però, ciala sa che ti appartà. Ti la lei io, Sì. passa le scritta, ta lenga da contis. Sei curiose. Tutti il condomini alle da guardi. Queste è una lettera di proteste. C'è che ise queste storie che vu altris a cognosces Aladino e scufute rosse. Ma non vesi idee, non c'è parombre di cui calelci al sud. 12 abitanti dal condominio Razzis hanno scritto per farvi sapere cui che sono e hanno scelto una portavoce, la Torotella Sibilla. O sin stuf di essi dismantearsi in un cias, alle comodi fanno sciappare. O vin una tiere plena di flabis, ma indula son là di stafinilis. Se nessuno li contis, asmamiran come un sofflat da spo, che veso sofflar sulla ballonute dei plante de tale. Ma se Uareso esprime un desideri, alle un truc. Pensai a qualchedun che vi conta una storia furlane e sofflai sulla ballonute. Così anciano altri stare incontenti, par sempre, e la magia non varrà fin. Fazin un giuc. Viodin so ses bons di chiatà la Sisile. Ta ches disen in 10 secondi. Se sopranza Cirile. Vie! Le avevi occhiatate? Bravs! Cumotti poi viodi se che succede quando non si contano le storie. Prima a ieri così, dopo diventi così. Senza colore. E plank non è più in uie. E allora ti tocca contarmi, Alc. Venga, C'è via le chiese. chi scale il condominio Razzis, dove stanno 12 personaggi da contis furlanis. E contimi alti, prei. O sei curiose. E prima tu hai di fare toc toc su una porta. Ah, allora, o fa stock toc te numar vot. Poi io tira fur. Sicuro? Qui il che il chi? Che lì le lor colate Oh. alle grandi e gres al può diventare
pisul, conto un pit alle poiat, sul cuvier dal campanili, e con che altri le poiat, sul cuvier di una case. E Giplas fa la pipì. Fas la sisin sul ciaf de personis. No, aiuto! E Zuia ancia culi pieris, par fa colali ciasis. L'or colat, ale proprio un taramot. Poi sia il giunatri? Sicuro. Allora io faccio come toc toc te numero 9. Toc toc. Aspetta che vedi. Ma c'è il disegno. E che ca? Quise che ca? Cabin le aganis, che son femmini che stan donge le aghe. Si viodin dignota, la vai fassolet, e doprin la tele di rain par suia la blancerie. E puedin vei pis diras. Sì, par daur. O ancia dirasse. E puartin la panate ais maris. E dopo son ancia li crivapettis. E son feminis che han i pis li dros ancelor. Oh, ma c'è si fa, Sia? E cialati poi viodi, vios tu. Oh, Son proprio voltas. E pensa che lor si divertissin a sta da dagli arbori e a fa cucù. fai così? Cucù! Così Proprio faccio. così. Cucù, Frus! E come o fa toc toc te numero 10, viodin qui cocchiati. Toc toc. Ah, c'è simpatic! Oh, qui sa il chi? Che il cale un sbil, alle un spirit pisul e mataran e combine tanti di spies. Ale invisibile, vios tu, che non si viod dut. Sol i frus, cui che ha un buon cur, o cui che parta intorno una colaina di rosutis da viarte, i peste lax, riva viodi sbilf. Allor gi plase una vore le musiche e balla, e nis quindi si talira dris. E sastu anche a sé, gi plas tantissim zuia. Di puce. C'è vuole al di puce? Toccia e nasquindisi, ma se lor sono invisibili. E se gi cole però una piereta miniestra, Che succede? si rabin. Però se un frutto tira un balot e lor non stanno mangiando, lo ciapin al vol. E tu, Daria, a qual personaggio tu si suscrivi? A me mi piacerebbe tanto scrivi a un sbilf. Sentiti, così dopo io gi parterai la tua lettera grazie alla Sisile. Benissimo, allora scommenci. Chiar sbilf. La torottotele Sibilla Pinocchio mi ha tanto fevelat di te. O hai saputo che tu sei un personaggio simpatico che vive volentieri dai boschi. Une tue caratteristiche è che di essi dispettoso. Mi piacerebbe dunque domandati di poter fare tanti, ma tanti di spies a tutti che non mi trattino bene. Quel che però mi ha colpita in che modo di più è saputo che ti piacciono i giochi, la danza, e anche la musica. Pensa c'è combinazione. Anche io sono ballerine e musiciste. Ti domandi, perché non veni tu a chiattami in tune puntate di mamma, per gioia, cantare e ballare insieme? Sarei un mio grande desiderio. Ti saluti con affetto e spero di ricevi un
risposte. Daria. E voaltris frus, a cui voleresi sottoscrivi? Us lassi la mia direzione. Via San Roc di Lusinis, di Zanufa 3 4 0 0. Mosse Gurisse. Poi dopo io gilulassi. Adduc lor la queste peste. Allora io sto qua in spiete di una sua risposte. Benissimo. Maman frus. Maman. E come voleso imparare qualche parole in diversi slenghis. Par furlan, tale, par talian, tarassaco, par inglese, dandelion. Saveso frus, par esprimi un desideri, us consei un truc. Pensai talc che ovesta al cur e che us plasares che si realizzasse e sofflait su quel ballonut calpar di plume de plante de tale. Se ovares pazienze, quanche manco il sal spietais, il desideri si realizzerà. Il libro dal di Vueale, Free e Ulli, di Patrizia Geremia, Futura Edizioni, progetto finanziato de Arlef, Agenzie Regional Pelenghe Furlane. La Ator, Free, Alvator Zeon. C'è bullo cosoi al di sulli, calè sul skateboard e al svole vie. Free al va col trattor. Dota manete! Ulli invesite al va tor col motorin. Ulli alle sull'elicottero. Free investite alle montato sul vagon dal treno. Hello! Ulli al fa sul scherzo a Free. Isbuse la mongolfiere. Se voleste tornarlo a lei, domandatelo in biblioteche o cirilutes libraris. Se stu bon di fevelà par furlan, mande un tuo video simpatico in dula che tu nos mandi su une dediche, un pinsir, une canzone, une barzalette, c'è che tu vuoi in lenghe furlane. Mi raccomandi, domande a cui che ti filma di tigni il cellulare in orizzontale e no in verticale. Mande a 333 72 02 4 oppure a maman@tvstar.com. La media tute si clame răzute, e biele comune stenute, ai voi turchins, e în biel năzut, e giuie simpli cu ogni frut. Saltata ciappe andrete, e moarto ogni ciopete, e ogni 2-3 dis, e chiappu nel sorris. Mamma! Vigli, sa sta c'è che mi è succeduto, vuoi? E gli è passata la postina e Sibilla Pinocchio. Ma non è una postina come tutti. E fa che lavoro dome une ore in di. Par vie che par res de giornate fa la toro totele. Ven a stai la chiante stories. Che è une fantate che i pla studia, scrivi e conta tanti stories di qualsiasi di genere. Mi ha fatto conoscere le caratteristiche di 4 personaggi mitologici de tradizione furlane. O ben, Crivapeta, Lissaganis, l'Orcolat e i Sbilbs. E mi ha dato la possibilità di scrivere una lettera a un di questi personaggi che io i fasarave. Ti conti un segreto. Ho scritto a un Sbilb.
o hai saputo che lei è un'evore appassionata di musiche e di danze e gli hai domandato di venire qua una volta a chiamare mia mamma per ballare, suonare e cantare insieme. C'è biel calzares. Frus, se io volessi scrivere un di questi personaggi mitologici, mandai ta Sibilla Pinocchio, Vie San Roch di Luzinis, di Zenuf a 3, 4, 0, 7, 0, mosse, gurizze. E fasarà la vostra pueste al diretto interessato. Io darei magie, lui anche, us risponderà. Mamma, frus. E come frus, clamai donde ai vostri genitori che le al parlor. Qualche piccolo consiglio per Cresius cum plui lenghis. Allora, i vantaggi che ha portato il Furlan da me sono che deve una comunicazione efficace e di intime e immediate, perché una lingua non ha come per aule svuote, a parte con sé tutta una struttura, tutto un modo di pensare, una filosofia, dunque comunicare in una lingua invece che un'altra a comporta un condividi sentimenti e una visione del mondo differente. I vantaggi però alla pratica sono anche altri. Io ho visto in mia figlia un'elasticità, in generale a scuole, però in particolare con le lingue. Per esempio, noi abbiamo viaggiato, ultimamente si è mosso un po' in qualche paese europeo, e mia figlia è proprio un'esigenza appena che arriviamo, ora sappiamo che si saluta, ora sappiamo che si dice grazie, prego, e a lui impara subito. Io credo che questo avviene non dove si sta disponendo subito a una condizione bilinguale, ma avviene anche dal fatto che qualche volta fa parte di una condizione di lingue minorizzate a ti porta a avere una concessione del mondo più relative. Questa è una roba che riguarda i genitori fondamentalmente, ma passa ai figli. Questa relatività è una relatività che ti fa pensare che tutte le lingue hanno una dignità compagna, che tutti sono differenti e che la nostra umanità è fatta di tanti piccoli tesauri linguistici, culturali differenti. E dunque anche una maniera per insegnare che tal localismo, tal piccolo, sono platati grandi tesauri. Ieri vade la giornata, fasarimo le ridate, con bravura io tal dis, la mia parecchi amici, tutti insieme vecchie azzurre, ascoltaremo una storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto il miedo gran Furlan.